Ci è voluto un anno. Determinazione. Forza di volontà. Parte da destra, ne salta uno, ne salta due, ne salta tre, davanti al portiere, pallonetto! E il gol dell'Azzurra con un magnifico tocco sotto. Momento cruciale. Si prepara a battere. Calcia! Magnifica punizione che si infila nel 7. Rimessa laterale, la mette giù, serve il compagno, prova a puntare la porta, non trova spazio, si allarga, prova a tirare, scarica una bordata e finisce in rete! Punizione da metà campo, va a battere in mezzo all'area, colpisce al volo il portiere, para, colpo di testa, doppio, miracolo, strepitoso! Prova a calciare, è rimpallato, lo scarico dietro, rimane in attacco, calcia da fuori, pallone che si infila precisissimo nel 7! Colpisce di testa, prolunga in avanti, mette giù, dal limite dell'area, scarica una botta improvvisa, pallone che finisce in rete! Prolunga in avanti, prova a difendere il pallone, respinge la difesa, ma il pallone rimane lì. Calcia al volo! Calcia al volo! Ma che gol! Che gol! Il lancio dalla destra, il pallone rimbalza, calcia di sinistro! Conclusione a incrociare, strepitosa, magnifico gol! Punizione dai 25 metri, batte! E per lui è come se fosse un rigore da più lontano, e lui i rigori li trasforma sempre! Calcio d'angolo dalla destra, batte, va in mezzo! Colpo di testa sul primo palo, a battere il portiere! Gol, fantastico! Siamo lontani dalla porta, vediamo se cerca uno schema. Va direttamente in porta! È una maledetta che sbatte sul palo e si infila in rete! Thanks.